Lancia un appello al sindaco di Agrigento Lillo Firetto, il dottor Aldo Capitano, coordinatore del movimento autonomo Insieme nel Sociale, relativamente alla situazione di Viale dei Pini in cerca di una soluzione. Gli alberi con le loro radici provocano tanti disagi ai cittadini che lo percorrono, un annoso problema che negli anni è stato sempre attenzionato con rimedi temporanei e mai definitivi. Il viale dei Pini in San Leone è un viale meraviglioso alberato, polmone di ossigeno per gli abitanti della frazione di San Leone turistico-balneare, ma anche da cittadini che sono residenti anche in inverno. In epoca passata il politico, l'assessore che ha impiantato questi piccoli, allora erano piccoli, alberi, non ha previsto che dovevano diventare molto maestosi, grandi e dovevano dare delle radici profonde per mantenere il fusto. Per cui queste radici infiltranti, e i pini sono di montagna e sono infiltranti, e si infiltrano nelle vasche dei privati, distruggono le vasche idriche dei privati, distruggono le pavimentazioni dei privati, i muri di confine dei privati, pertanto sono molto lesivi come alberi, anche se sono belli a vedersi. Ma distruggono pure la pavimentazione dei marciapiedi, divertono i marciapiedi costantemente e anche l'asfalto della strada. Ripetutamente il comune ha dovuto ripristinare i luoghi rifacendo l'asfalto. Dobbiamo anche ricordare alcuni giovani che sono deceduti per questi avvallamenti che si sono creati nel Viale dei Pini, e quindi è un pericolo, costituiscono un pericolo per gli automobilisti, per i motociclisti, per i ciclisti. Quanti di questi privati hanno fatto cause al comune? Quante persone sono state vittime di questa distruzione delle radici degli alberi sull'asfalto? Per cui io mi rivolgo al nostro sindaco di Agrigento perché abbia un atto di coraggio e posizioni la situazione in modo tale che questi alberi vengano tolti e si ripristinano i luoghi senza nessuna piantumazione. I marciapiedi diventano passaggio pedonale sia per i cittadini che per i turisti che per i disabili.